Ciao, chi sei? Piero? Piero? Sì, ciao. Buonasera, sono Maria. Maria, che bel nome, da dove? Maria Damiano. Quella, bella, Mi- ti sento. Ah, non ho capito. Ho Hai capito, capito la chi signora sono? Maria, Emiana. Eh! Ho Ehi! capito, ho capito. Che ci siamo visti pure 20 giorni fa alla Ma che deve serenata a fare Miano. l'ego? Giusto? È bello, Miano e Piero! Accadred pare che stanno chiamando la Comunque Germania. complimenti. Grazie. Vabbè. C'è il ritorno, c'è. C'è il ritorno, picciotto. Cosa vi posso dedicare, signora Maria? La canzone della mamma. E la canzone della mamma già l'ho Ah, ce cantata. l'hai L'ho cantata, eh? cantata pochi minuti fa. Ah, La prossima settimana la ricanterò, promesso. va bene. Va bene. Vabbè, ti ringrazio, un bacione a tutti, Vi dedico ciao. un'altra, buona serata, grazie, un bacio. Approfitto per salutare anche dei cari amici. Saluto Nello, che è il marito di Margherita, che sta a casa, no sta a casa con il piccolino, che ci guarda. Poi saluto Enzo della Vega, che è un caro amico, nonché uno dei più grandi showman piano bar che abbiamo qui in Campania. Ciao Enzo. E chi salutare anche? Salutiamo proprio Amalia, Margherita, Daniela, salutiamo, vediamo un po', Valentina con Andrea, Olga e tutte le ragazze del muretto con i mariti, dai. Allora, voglio, ma Sanna Fe saluta, fa parte dello spettacolo. Adesso io vi canto una canzone che si intitola Una storia vera, vado al pianoforte e racconta di una serenata fatta a una mia ex... No, la canto io qui al pianoforte. Racconta di una serenata fatta a una mia ex. Pensate un po'. Fa così, ascoltate, è proprio quello che mi è successo quella sera. Ascoltate. Manrita stasera e 10 tu ti a trovare per impegni lavoro rinda sanità e non sapeva che era avanzare che l'indirizzo lo conosceva già per 3 anni sono venuto qua per accompagnare questa voce a ti fa faccia tu stai d'accordo sia chiagnere perché forza stasera mi con stesso pensiero che solo poca fantasia ti possa passare. Sulla sta gente rovica che stanno affacciate a ci guardare loro conoscono la storia come ce la chiagnerà pure annarelli ripetti la calata e persiano sa già la rinda che sti canzone sulle te ha già parlato. Forse ma tutte queste cose rimani da chiesa con te a portare e mi solamente ricordo una bella storia 3 anni fa che male fa. Ed era una storia vera,